Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, vediamo subito una nuova interessante partita, questa volta giocata da Bianco, da uno dei miei grandi maestri preferiti. Ho già commentato qualche partita sua, si tratta del grande maestro francese Matteo Cornet. E il suo avversario invece è un maestro fide di nome Garcia Ramos. La partita inizia così, quindi una tranquilla D4, D5, cavallo F3, cavallo F6, quindi una tranquilla apertura colle, quindi alfiere F4 e 6 e qui cavallo D2. Allora, ho detto una tranquilla apertura colle, ma in realtà non è per nulla così, perché adesso, come vedrete, la partita prende tutt'altra piega, perché qui il nero gioca alfiere D6 e una mossa abbastanza comune per il bianco in questo tipo di posizioni è cercare di occupare rapidamente la casa 5 con un cavallo, oppure anche con l'alfiere, perché no, comunque l'idea del bianco è senz'altro quella di occupare quanto prima la casa 5. Altrimenti un'altra scelta dopo questa proposta di cambio degli alfieri di case nere è tornare indietro in G3. E chiaramente qui sarebbe molto strano, se non assurdo, perché il nero non ha alcun obbligo di cambiare l'alfiere di case nere del bianco, e quindi dopo un eventuale cambio prendiamo di H. Qui il bianco ha sempre un gioco più facile perché si trova rapidamente con una colonna aperta e con la torre in posizione attiva, e alla lunga in futuro ci saranno degli attacchi su H7 da tenere sotto controllo. Qui il bianco sta senz'altro un po' meglio. Qual è l'idea di alfiere D6? L'idea di alfiere D6 è senz'altro quella di cambiare e fare in modo che il bianco cambi questo alfiere. E qui il nero ha una mossa molto interessante. A me piace da nero senz'altro questa mossa. Qual è l'idea? Semplice: cercare di evitare che il cavallo bianco si piazzi lì al centro in E5 e nel frattempo aprire la diagonale nera per la propria donna. E in partita Cornet gioca alfiere G5, quindi arrocco corto, E4, e l'idea immediata è quella di fare 5, quindi dopo la cattura questa è la posizione che abbiamo di fronte. E l'alfiere nero torna indietro, il bianco ricambia, e a questo punto dopo donna D3, per i più attenti o comunque per gli amanti dell'apertura francese, in realtà dopo questa sequenza di mosse siamo proprio rientrati nella difesa francese, dove la donna in D3 svolge un ruolo importante perché vuole sicuramente cercare di arroccare lungo, e l'altra idea è cercare di attaccare H7, quindi qui il bianco prende già di mira il punto H7 per poi cercare in qualche modo di saltare in avanti con il proprio cavallo. Chiaramente, dato che questo salto per adesso non è reso possibile dalla coordinazione nera sulla casa G5, l'idea è senz'altro quella di fare H4 per poi sostenere il salto in avanti. La partita continua così, quindi cavallo D7, arrocco lungo, una spinta di rottura tipica del nero è quella di fare C5, però in questo momento C5 non è possibile perché C5 è semplicemente catturo e da bianco resterò con un pedone in più, una forte conquista, un'idea molto ambiziosa per l'ingresso in D6 con la donna, con il cavallo, e il pedone in sacrificato non è compensato, quindi qui il nero sposta la propria donna nel 7, la cui idea è senz'altro quella di fare C5. Il bianco continua per la sua strada, quindi arriva H4, C5 da parte del suo avversario e semplicemente il cavallo salta in G5. Qual è l'idea? Immaginiamo che adesso il nero decida di catturare al centro, quindi io potrei catturare al centro o di alfiere o di pedone. Dopo entrambe le catture sicuramente qui il bianco potrebbe giocare un po' per questo tema tattico, perché ha due pezzi che si dirigono contro il punto H7. Se la donna riuscisse ad andare in H7 sarebbe senz'altro scacco matto, e allora a questo punto la mossa vincente sarebbe questa: io sposto il mio cavallo, sto attaccando con la donna e l'alfiere in D4, ma cosa importante, sto minacciando matto, quindi doppia minaccia in medio gioco con la donna al centro della scacchiera, quindi allora a questo punto sicuramente molto meglio il bianco. Cambia qualcosa se catturassi col pedone C? Probabilmente no. O meglio, il bianco prenderà l'iniziativa, non può più prendere l'iniziativa come prima, perché magari dopo un cavallo C5 servirebbe alfiere per con scacco, e dopo pedone per potrebbe darsi che donna per salvi tutto, perché intanto è una mossa che dà scacco, quindi il re si dovrà spostare e devo soltanto fare attenzione a questa minaccia di matto. Ma adesso il nero è in grado di difendere il suo lato di re facilmente, magari con H6, o forse con una più ambiziosa e un po' più complessa cavallo F6. Per quale motivo? Perché in questo momento sto delegando
il mio cavallo avere un ruolo difensivo, quindi chiaramente questa potrebbe essere una scelta impegnativa. Però da nero sono riuscito ad avere un pedone in più, una piccola iniziativa, guadagno sempre un tempo contro questo cavallo, potrei essere soddisfatto. E allora, tornando indietro, quindi dopo la cattura di pedone per d4, la mossa corretta sarebbe questa, cavallo per h7, la cui idea è attaccare la torre. In caso di cattura, occhio, perché poi qui vedremo rapidamente scacco matto. Qui siamo in presenza di scacco doppio, il re si sposta, arriva l'ingresso in h7 con la donna vincente. Dopo cavallo per h7, il bianco ha innanzitutto tolto un pedone della rocca avversario. Quando il nero sposterà la torre, il cavallo potrebbe anche semplicemente tornare indietro, il bianco potrebbe essere soddisfatto di quanto ha creato. E allora, tornando alla partita, quando il cavallo bianco salta in g5, bisogna cercare di chiudere questa diagonale. E g6 è la mossa scelta dal giocatore spagnolo, da García Ramos, che in questo momento gioca g6 per chiudere la diagonale bianca. Il bianco continua con la cattura in c5 e a questo punto cavallo per c5 inizia a proporre al bianco stesso qualche cambio. Cavallo per f6, scacco, la regina cattura e dopo donna di 6 stiamo immediatamente attaccando questo cavallo. E la domanda potrebbe essere, ok, cosa faccio con questo cavallo, dove lo sposto, perché è vero che potrei difenderlo, magari potrei difenderlo così, e vi dico che col senno di poi probabilmente questa è la scelta più adatta, la scelta migliore per il bianco. Oppure potrei tornare indietro. In partita il nero ha deciso di tornare indietro anche per dare uno sguardo alla difesa, probabilmente questo cavallo voleva riposizionarlo, ricollocarlo in f6, in f8 per dare uno sguardo al proprio arrocco, ma non è poi la scelta, non si è rivelata poi la scelta migliore. Il motivo lo vediamo subito, alfiere b5, minaccia immediata, voglio guadagnare un pezzo. Ok, cosa possiamo fare con questo cavallo? Direi che il cavallo dovrebbe nuovamente spostarsi in b6, però il nero ha la controindicazione che difficilmente riuscirà a sviluppare i suoi pezzi, perché l'alfiere in d7 sicuramente non può andare con così tanta facilità, perché quella casa è controllata ben 3 volte. Nel frattempo il bianco si organizza e decide di attaccare. Ad esempio mi viene in mente che qui il bianco potrebbe fare f4, quindi h5, apertura della colonna h con attacco abbastanza decisivo. Dopo alfiere b5, se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Quindi vi ho detto con la minaccia di attacco immediato sul cavallo in d7, il nero ha deciso di giocare in modo, diciamo, un modo un po' più concreto, cercare di semplificare la posizione eliminando pezzi dalla scacchiera. Quindi ho giocato h6 con la semplice idea che dopo la cattura in d7 il nero cattura in g5. Ma qui accade qualcosa, perché il cavallo semplicemente torna indietro e la controindicazione della posizione del nero è che il bianco sta guadagnando un tempo, perché il bianco vuole eliminare il cavallo. Il cavallo si sposta e adesso è l'inizio di una coordinazione che definirei fantastica, perché adesso i pezzi del bianco si coordinano facilmente contro la rocca avversario e il nero non riesce più a difendersi, ma realmente non può più difendere. Quindi la torre arriva in d4, direzione f4, o comunque l'idea potrebbe essere anche quella è il momento di spingere i pedoni in avanti. Quindi adesso devo decidere un po' quale sarà il primo pedone che voglio portare in avanti e decidere se prima giocare torre f4 o forse fare alfiere d3 e poi giocare h5. Comunque i pezzi del bianco sono già diretti e coordinati in attacco. E ancora una volta vediamo quanto è problematica la posizione del lato di donna, perché questo alfiere non si può sviluppare, quindi di conseguenza le due torri non saranno mai in comunicazione e qui il bianco sta decisamente meglio. Donna g7 è la mossa della partita e si potrebbe continuare in tanti modi. h5 già sembra molto promettente, così come anche g4 e poi g5, ma il bianco decide di giocare torre d1 mettendo sotto pressione l'ingresso sull'ottava traversa. Quindi questo ingresso in d8 è il problema della posizione del nero. La partita continua in questo modo: a6 attacco l'alfiere, ma da bianco semplicemente cattura il cavallo, lui mi cattura l'alfiere e dunque torre d8. Ok, qualcuno potrebbe dire, beh, il nero comunque si è liberato, non ha più alcun problema, e quindi potrebbe anche giocare torre a6 forse.
Torre 6 effettivamente è la mossa che è stata giocata in partita e la tua idea è attivare rapidamente la torre. Tra l'altro, torre per A2, che potrebbe essere un'altra possibilità, in realtà viene confutata all'istante. Per quale motivo? Perché dopo il cambio delle torri, in caso di cattura di donna, seguirebbe torre di 8 con inchiodatura decisiva, quindi qui il bianco guadagna del materiale. In caso di cattura di re ci sarebbe il matto immediato con donna di 8. Dunque, dopo torre 6, e visto che l'ottava traversa è molto debole, il bianco non fa altro che creare problemi. Il gioco degli scacchi è un gioco di fastidi, chi più fastidio dà al proprio avversario prima riesce a ottenere un risultato. E qual è l'idea? L'idea è cercare di evitare che torre per D8 sia vincente, e l'idea è giocare torre per F8 con un tentativo di ingresso in D8, perché in questo momento il bianco vuole vincere, perché dopo tutti i cambi su F8 arriverà torre D8 e il bianco cattura facilmente il proprio, o meglio, cattura facilmente l'alfiere avversario. Quindi torre C6 è la mossa della partita, e dopo torre 7 il nero decide di arrendersi, ma vediamo un po' per quale motivo, perché effettivamente anche in questo momento le minacce sono esattamente le stesse di prima. E l'idea è giocare torre per F8, quindi al nero non resterebbe altro che cambiare, magari torre per F8 farla lui, il bianco potrebbe proseguire con torre per, il re si sposterà in H7, ma a questo punto dopo donna E8 la posizione è abbastanza triste, compromessa, perché qui mancano realmente delle mosse, e occhio perché poi arriverà anche un altro attaccante. Quando il cavallo bianco salta in E5, la regina nera non può eliminarlo, altrimenti ci sarà il matto in G8, quindi qui diciamo la mancanza di spazio è evidente. Torniamo proprio all'inizio, vediamo un po' come è andata la partita. Quindi è stata un inizio molto tranquillo di un'apertura di apertura a colle, che poi si è trasformata in qualcos'altro, e dopo questa sequenza di mosse di fatto stiamo giocando l'apertura francese. Donna di 3 prepara l'arrocco lungo e dà uno sguardo all'arrocco corto del bianco, e quindi la partita continua in questo modo. Cavallo G5, dicevo prima, ha esattamente l'idea di puntare su H7. G6 chiude la diagonale, ma il problema è che permette al bianco di prendere iniziativa sull'altro lato della scacchiera. Adesso il bianco sta prendendo iniziativa sul lato di donna, perché non sta permettendo al suo avversario di svilupparsi con così tanta facilità. Quindi la partita è proseguita in questo modo. Il bianco giocatore di 4, mossa molto bella, affascinante, perché vuole giocare sia a destra sul lato di re, ma in realtà vuole anche triplicare il controllo sulla colonna D. Dunque a questo punto dopo A6 prima o poi il nero deve reagire in qualche modo, forse è tardi, perché effettivamente dopo A6 e il cambio dei pezzi leggeri il bianco entra in D8, e dopo torre 6 la partita si conclude con torre 7, con donna E7, dove il nero decide di arrendersi perché purtroppo è a corto di spazio e le minacce sull'ottava traversa sono tante e sono imminenti. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!